Per il 2022 le cifre dicono che ci sarà una crescita del 4,2% in termini di PIL, un dato anche superiore alla stima del 3,8% diffusa qualche giorno fa dalla CGA di Mestre. È emerso nel rapporto statistico giunto alla 19ª edizione Il Veneto si racconta, il Veneto si confronta, presentato a Ca' Foscari. I dati diffusi mostrano un Veneto con una capacità di reazione superiore alla media italiana. E dobbiamo guardare al passato con un'attenzione particolare che tutto ciò che viene visto come un obiettivo, come un fabbisogno o come una prospettiva per il futuro non deve essere vista in modo statico, in modo rigido, ma vi deve essere veramente quella elasticità che ci aiuta ad adeguarci nel momento in cui la situazione attuale dovesse cambiare repentinamente. L'export regge bene, toccando nei primi 9 mesi dell'anno un più 17,5% rispetto allo stesso periodo del 2021, assieme all'industria turistica che dopo 2 anni segnati da restrizioni negli spostamenti raggiunge nell'estate quasi i valori del 2019, l'anno dei record. Nel 2021 la variazione degli investimenti è stimata a più 16,7%, l'industria cresce del 12,8%, le costruzioni del più 18,5%, trainate anche dall'utilizzo dei bonus sull'edilizia. Nel sociale in Veneto il disagio, seppur in aumento, è meno diffuso rispetto ad altre regioni e coinvolge complessivamente il 16,9% della popolazione residente. Ci sono infine segnali di ripresa anche nel mercato del lavoro. Nel secondo trimestre dell'anno il tasso di occupazione cresce e torna a livelli pre-pandemia, registrando il valore del 67,7% con assunzioni che superano del 30% quelle registrate nel primo semestre del 2021.